dire di più. Ecco, la Sicilia ci chiama, noi dobbiamo rispondere al richiamo della Sicilia. Mi consentite di riciclare una frase kantiana. Cosa diceva? Dice, inizialmente ci derideranno, poi ci attaccheranno, poi ci perseguiteranno e poi ci accorgiamo che abbiamo vinto e noi vinceremo se alzeremo l'alta, la bandiera della nazione siciliana, se vogliamo l'indipendenza non per fini egoisti, ma per abbracciare il popolo del mondo, per andare verso il progresso, verso la civiltà, verso una umanità che gestisca se stessa e i propri diritti. Ed è per questo che deve partire anche da questa assemblea, perché c'è gente che muore nel mondo, ci sono genocidi che vengono sopportati e correggiati talvolta a livello internazionale. Noi vogliamo che l'ONU si modernizzi, oramai è superato, i diritti dell'uomo, l'umanità, il valore della dignità dei popoli debbano avere una precedenza assoluta. Viva la Sicilia!